Benvenuti, oggi è il primo giorno del nuovo anno, giovedì 1 gennaio 2026. Il sole sorge alle 7.38 e tramonta alle 16.50, la luna si leva alle 14.28 e cala alle 5.42. Oggi la Chiesa celebra San Giustino. Il nome Giustino è il diminutivo di giusto, che deriva dall'aggettivo latino justus e significa probo, onesto. Oggi, 1 gennaio 2026, si celebra Capodanno, una delle festività più universali. Le tradizioni variano notevolmente. Negli Stati Uniti la più iconica celebrazione del Capodanno si svolge a New York con il ballo a Times Square. In Spagna la tradizione vuole che si mangino 12 chicchi d'uva allo scoccare della mezzanotte, uno per ogni rintocco dell'orologio. In Giappone e in Italia famiglie e amici si riuniscono a tavola con dei piatti tradizionali. Nel primo caso l'oseki e il mochi, nel secondo il cotechino con lenticchie. Le celebrazioni del Capodanno sono quindi piene di tradizioni, riti e simbolismi che spaziano da paese a paese, ma che ruotano attorno al tema comune del rinnovamento, della speranza e della comunità. Compie 81 anni Pietro Grasso, ex magistrato nato a Licata. Dal 2013 al 2018 è stato presidente del Senato, quindi è diventato leader del movimento politico Liberi e Uguali da lui fondato. Festeggia 69 anni l'attrice Pamela Villoresi. Ha recitato in più di 60 spettacoli teatrali, ma anche in 30 film, tra i quali La grande bellezza e 8 sceneggiati Rai. Nel 2018 è nominata direttrice del Teatro Stabile Biondo di Palermo per il quinquennio 2019-2023. È il compleanno anche di Stefano Bonaccini, oggi 59enne, presidente del Partito Democratico dal 12 marzo 2023 e in precedenza presidente dell'Emilia Romagna dal 2014 al 12 luglio 2024. Dopo la vittoria delle elezioni europee di giugno 2024, dove è stato candidato su proposta della segretaria del PD Elly Schlein, ha rassegnato le proprie dimissioni da presidente di regione per assumere l'incarico di europarlamentare. È l'1 gennaio del 2002, quando in Italia e in altri 11 paesi entra in circolazione l'euro, la moneta unica europea che nell'arco di 2 mesi manda in pensione le vecchie valute nazionali. Si conclude così quel processo di unificazione monetaria iniziato con il Trattato di Maastricht sottoscritto nel 1993. A cosa pensate se vi dico la parola quark? Questa parola ha dato origine al nome della famosa trasmissione di Piero Angela, ma di cosa si tratta? Il quark è una particella elementare da considerare come un mattoncino che forma protoni e neutroni che troviamo all'interno del nucleo. Infatti, se avviene un'interazione tra particelle, come una collisione, quindi uno scontro, oppure un allontanamento, ciò che in realtà interagisce sono proprio i singoli quark. Buon anno ai 12, inizia un nuovo anno, un nuovo ciclo zodiacale attraverserà le stelle. Cosa riserva questo nuovo anno ai segni zodiacali? Scopriamolo insieme. Ariete, per voi è l'anno dell'ambizione, volete prove nuove, più difficili, più complicate, delle cose che hanno a che fare con il transito di Saturno e Nettuno che finalmente si stabiliranno nei vostri gradi. Quindi, indipendentemente da come iniziate l'anno, preparatevi a un anno di ascesa e di consolidamento. Toro, a proposito di solidità, iniziare l'anno con Mercurio, Venere, Sole e Marte a favore, è decisamente un bel progetto di vita. Se in più Urano ancora nei vostri gradi vi suggerisce che è arrivato il momento di puntare al futuro, divertitevi perché quest'anno nulla rimarrà uguale, ma tutto vi farà felice. Gemelli, il vostro anno inizia con la luna nel segno, quindi un anno all'insegna delle emozioni e delle trasformazioni interiori ed emotive. Forse quest'anno deciderete di fare qualcosa per voi stessi e anche Mercurio, che tende a placarsi un pochettino, vuole farvi raggiungere degli elementi più importanti. Urano entrerà nei vostri gradi stravolgendo di nuovo tutto. Avete avuto già una prima prova del suo transito che ha sconvolto un po' tutti gli equilibri verso quest'estate e ora inizierete quest'anno all'insegna dei rinnovamenti. Cancro, per voi è un anno bellissimo perché inizia con Giove nel vostro segno, con un'attrazione di ben 4 pianeti opposti
opposti a voi che vi consentono di puntare tutto sulla vostra relazione come romanticamente vorreste fare. In bocca al lupo. Leone è un anno che presagisce una vostra risoluzione. Saturno e Nettuno diventeranno amici, per cui sarà un anno che vi regalerà la solidità lavorativa e la capacità di poter operare in maniera più decisa, serena e comoda. Tutto il resto poi vi stupirà, perché è un anno in cui finalmente alcuni incubi si trasformeranno in solide certezze. Rimane solo in sottofondo Plutone, quindi una questione di anni che vi accompagnerà, ma che farà molto poco rumore. Trasformazioni comunque in vista importantissime. Vergine, è l'anno dell'amore per voi, proprio perché Mercurio, Venere, Sole e Marte vi fanno inaugurare questo anno all'insegno di una quinta casa splendente di luce. I vostri desideri finalmente diventano realtà, siete innamorati, espansi e molto più forti e sicuri dei vostri rapporti sentimentali. Bilancia, per voi è un anno che inizia con 4 pianeti contro, una luna amica e un Giove che vi chiede sempre un po' di più. Sarà anche l'anno in cui Saturno e Nettuno inizieranno la loro opposizione. Inizia una nuova fase della vostra vita in cui, se veramente volete ancora realizzare i vostri desideri, c'è da lottare un po', ma sicuramente sempre con la classe e l'eleganza che vi contraddistingue. Potreste anche decidere di cambiare totalmente vita o lavoro. Scorpione, per voi inizia un anno bellissimo, proprio perché è un anno che vi libererà da tutti gli impedimenti zodiacali che vi hanno impedito di essere felici. Venite da anni molto difficili, quindi questo 1° gennaio festeggiate proprio perché non ci sono più nubi al vostro orizzonte. Sagittario, è un anno importantissimo per voi, perché è un anno che vedrà di nuovo Giove tornare amico e Saturno e Nettuno dalla vostra parte. È un anno da affrontare con piena fiducia, perché si concretizzeranno molte cose importanti e in questa prima parte di gennaio soprattutto l'amore a diventare il vostro patrimonio più importante. Capricorno, iniziate trionfalmente l'anno con Marte, Sole, Venere e Mercurio nei vostri gradi zodiacali. Cosa si potrebbe desiderare di più? Tra l'altro i transiti planetari decideranno per voi di accettare una nuova sfida. Volete ambire a cose molto più grandi e questo accadrà. Chiaramente aumenterà anche il coefficiente di complicanze con Saturno e Nettuno in quadratura, ma assolutamente realizzerete le vostre carriere. Acquario, un anno che presagisce tanto di bello. Plutone nei vostri gradi che sta trasformando tutto e al trigono col vostro pianeta e lascia la luna in gemelli libera di esprimersi in delle emozioni e delle relazioni importanti. Per voi un anno che consoliderà le certezze e creerà delle nuove dimensioni d'amore. Pesci, il vostro anno zodiacale inizia con questo 1° gennaio con una luna che vi fa sentire un po' stanchi, ma un planetario che vi promette di realizzare tutti i vostri sogni, di poter scegliere quale linea di condotta adottare e soprattutto un decisionismo unico che vi porterà a essere autoreferenziali a livello professionale ed assolutamente molto più padroni della situazione. Buon anno! Con l'approvazione del 13° emendamento della Costituzione, in tutti gli Stati Uniti viene abolita la schiavitù, formalmente l'oggetto del contendere tra nord e sud nella guerra civile. È l'1 gennaio del 1863. La svolta storica è sancita dalla dichiarazione di emancipazione pronunciata dal presidente Abramo Lincoln. Sono proprio offeso, questa me la lego al dito. Legarsela al dito si riferisce ad un'antichissima tradizione, secondo cui venivano legate alla mano piccolissime strisce di pergamena contenenti precetti religiosi per assicurarsi di non dimenticarli. Inoltre, in Turchia i cavalieri legavano un filo d'oro alla mano dell'amata come promessa d'amore da non scordare. Col tempo l'espressione ha perso ogni aspetto romantico e indica soltanto la volontà di non dimenticare un torto subito, attendendo il momento della vendetta.
Un eroico depresso che ha fatto la storia. Potremmo definire così Abraham Lincoln, 16° presidente degli Stati Uniti, ucciso da un fanatico sudista. Intorno a lui sono ferite infinite voci. Era affetto da una malattia rara? Era bisessuale? Morì per un complotto politico? Tante leggende, nessuna certezza. Ci salutiamo con la frase del giorno. L'unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivere perché è cominciare sempre ad ogni istante. E cosa c'è di più bello di cominciare insieme un nuovo anno? Oggi è proprio il caso di dirlo, chi guarda l'almanacco a Capodanno lo fa tutto l'anno. A domani, non mancate, buon anno nuovo e buona giornata dalla vostra Jaire.